È nell'antica subregione storica di Monreale che si trova il paese di Sardara, un centro a economia agricola che nel tempo ha saputo conservare e valorizzare il proprio patrimonio storico, culturale e tradizionale. Del resto, come non si può rimanere affascinati dalla bellezza del centro storico, con le strette stradine ciottolate che si aprono tra antiche costruzioni in pietra a vista. E sempre nel centro storico sono ubicate le chiese più importanti del paese, come quella di Sant'Anastasia, di origine bizantina, anche se in realtà il suo assetto attuale risale al XV secolo. La chiesa si trova al centro di un sito archeologico di epoca nuragica, di cui fa parte un importante pozzo sacro, realizzato con blocchi di basalto più o meno squadrati. Il pozzo fu utilizzato per diversi secoli nell'età del bronzo finale e in quella successiva del ferro, dalla fine dell'undicesimo al VII secolo a.C. Ma la notorietà di Sardara la si deve alle sue fonti termali, un tempo conosciute come acque napolitane, citate da Tolomeo nell'itinerario antonino. Sui resti delle antiche terme oggi si trovano due moderni stabilimenti termali, immersi tra la macchia mediterranea e un boschetto di eucalipti ai piedi del castello di Monreale. Grazie a questi impianti, Sardara può contare sullo sviluppo di un turismo termale di ottimo livello. Ma la principale fonte economica di Sardara è l'agricoltura, alla quale sono ispirate molte manifestazioni promosse nel suo territorio. Ad esempio la festa de Subinu Nou, la festa del vino nuovo, giunta alla sua 11ª edizione. Voi fate parte del Comitato per la Biodiversità, Sì. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di salvaguardare certe produzioni che in qualche modo si erano perse e soprattutto recuperare i prodotti e valorizzare i prodotti del nostro territorio. Ecco, si parla tantissimo di biodiversità, di cambiamenti climatici, c'è un occhio di attenzione anche rispetto a queste problematiche? Sì, c'è un occhio di attenzione, però dobbiamo riconoscere una cosa: noi siamo una zona dove in pratica di eventi climatici rispetto ad altre entità
sono molto lontane da un problema ambientale. Siamo una piccola realtà, un territorio Ancora si conserva ancora molto sì, decisamente. Insomma, voi vi occupate anche di un ritorno a quelli che sono i valori della terra. Senza dubbio, noi proprio è quello che ci proponiamo prima di tutto, in pratica i valori della terra e soprattutto del nostro territorio, che è particolarmente votato per certe culture, come esempio un tipo di vitigno, quello del Semitano, e soprattutto prodotti cerealicoli e anche prodotti che nel nostro territorio, come nelle varie asperità qua attorno al Monreale eccetera, ci sono delle erbe e delle vegetazioni che non si trovano d'altra parte. Ecco, qual è l'attenzione dei giovani rispetto ai problemi della terra e quindi anche un ritorno alla terra? Beh, i problemi dei giovani c'è una cosa. L'attenzione dei giovani. Allora, l'attenzione dei giovani oggi è poca perché per il fatto economico, soprattutto la terra oggi non dà una sicurezza e quindi la gente sta andando alla ricerca di altre cose che portano a un posto fisso, a un benessere economico che la terra oggi purtroppo non dà. Siamo alla 11ª edizione di questa rassegna. Quest'anno cosa si propone? Quest'anno si propone chiaramente di migliorare quello che è ormai un percorso già organizzato di anni di rassegne, che sta sempre più coinvolgendo il paese, i cittadini, le associazioni, chiaramente con in capo la Proloco, che è l'organismo che oggi organizza e gestisce tutta la rassegna. Stiamo ogni anno migliorando la rassegna, perché stiamo come Proloco, come associazioni, come cittadini e come amministrazione ultima, cercando di dare sempre più importanza a quello che è il valore del nostro territorio, anche in termini enogastronomici, perché abbiamo dei bellissimi siti fruibili, però da anni stiamo lavorando affinché appunto ci sia anche uno sviluppo, una ricerca e una bellissima iniziativa che porti anche a far conoscere quello che è il prodotto, in questo caso il vino, ma tutti i prodotti che il nostro territorio, la nostra comunità produce. Ecco, un altro obiettivo della manifestazione è quello della ricerca e del recupero delle antiche tradizioni. Quanto funziona questo meccanismo? Questo meccanismo oggi sta dando i primi frutti. Il meccanismo è iniziato alcuni anni fa con la ricerca dei prodotti tipici, un inizio che non è stato in solitario, ma è un inizio che è stato aiutato e gestito dall'agenzia Laore, perché ha fatto a sé un progetto che l'amministrazione a suo tempo presentò, stiamo parlando di 3 anni fa, in cui coinvolgeva praticamente tutto il tessuto sociale del paese, dalle scuole agli anziani, al centro anziani, tutte le attività. E da lì è partito un progetto intitolato Cibo, Identità e Cultura, alla ricerca appunto del territorio, di quello che può offrire il territorio, in linea di uno sviluppo sostenibile, perché questo è l'obiettivo. Le iniziative legate a questa festa si sviluppano soprattutto nel centro storico del paese, anche se per accontentare le centinaia di richieste da parte dei visitatori, in questa occasione vengono promosse escursioni fuori dal paese, come quella che in questo caso vede la partecipazione di numerosi visitatori andranno alla scoperta delle antiche miniere di Sardara.
Molte delle antiche abitazioni di Sardara vengono aperte al pubblico in occasione della festa di Subinu Nou e diventano dei veri e propri laboratori all'aperto. A Casa Garau, ad esempio, il gruppo Arte Bianca di Sardara propone una dimostrazione della panificazione tradizionale. Può descrivere un po' il pane di Sardara, come viene preparato? Allora, premetto che io non sono un'esperta perché faccio parte dell'associazione L'Arte Bianca, è nata già da 2 anni, quindi cerco di prendere le nozioni che ho imparato lì, quelle che ho visto a casa dei miei. E qui la testimonianza degli anziani è molto importante. È importantissima la testimonianza degli anziani. E quindi cerco di farlo perché innanzitutto perché è un pane salubre e poi la prima cosa, non vado tutti i giorni a comprare il pane. Ecco, che farine vengono utilizzate? Le varie fasi della preparazione in cosa consistono? Allora, noi per fare questo pane, perché cerchiamo di tenere vive le tradizioni, usiamo la farina di grano cappelli. Il grano cappelli, perché grano cappelli? Perché anche se viene chiamato grano debole perché è alto e si piega, è un grano coltivato dall'antichità. Io non parlo dei nuraghi e dell'età della pietra, ma dei nostri avi. Da questo grano si ottiene una semola, è una semola forte. E infatti si vede da come la lavoriamo che bisogna metterci forza davvero, non è come le altre farine. A Sardara c'è chi conserva gelosamente l'antica lavorazione di un piatto tradizionale, iskatafulas. Voi vi occupate del recupero di una pasta tradizionale di Sardara che stava scomparendo in qualche modo? Sì, stava scomparendo in realtà perché è degenerata. È una pasta che veniva fatta esclusivamente dagli uomini e veniva fatta in campagna. Sono i catalufa zacarramano. Nelle aie, quando si finivano i lavori, gli uomini si mettevano ad impastare e a fare questa pasta. Quindi la pasta veniva fatta direttamente sulle mani perché non avevano tavolo. Quindi una lavorazione molto veloce, la pasta non lievita e basta, si fa bollire e si condisce con un po' di bagnaburda, di sugo non condito. Da cosa deriva il nome così particolare? Il nome particolare ha molti significati, ancora non sappiamo esattamente da dove derivi, però è anche una decorazione del ricamo sardo, ad esempio nel filet di Bosa è un alberello a candelabro, il sagataluffa. Ecco, quanto i giovani sono interessati al recupero di queste antiche tradizioni? Se ai giovani si fa vedere quello che esisteva, sono molto interessati. Difatti qua abbiamo un giovane che fa parte dell'Accademia e che insieme a noi si sta occupando del recupero di questa pasta. Ecco signora, questa oltre che essere una specialità è anche una rarità per quanto riguarda la gastronomia di Sardara. Sì, allora diciamo che questo è un piatto che si faceva prima, diciamo, quando i matrimoni venivano fatti in casa. Quindi le signore che organizzavano il pranzo facevano questo piatto che era considerato il piatto doc in quanto il manzo costava, quindi come carne era una carne pregiata e quindi era il piatto d'eccellenza che faceva. Come viene preparata? Allora praticamente si fa un soffritto con la cipolla, l'aglio, il prezzemolo, le carote e un po' di pomodorini secchi. Si fa rosolare il tutto e poi si mette la carne che è tagliata così a pezzettini
Noi adesso l'abbiamo fatta un po' più grandetta, però la vera cassova era ancora più piccolina, per quello che il nome è Cassoved, proprio perché era veramente piccola, pezzi piccoli. E allora si fanno rosolare i pezzi della carne e poi si mette un po' di vino novello naturalmente, vino rosso, e si fa evaporare il vino. Il tutto avviene molto lentamente, è una cottura molto lenta. Noi adesso per cuocere questo piatto ci abbiamo impiegato 2 ore. Una volta che è evaporato il vino si aggiunge un po' di sugo, di concentrato di pomodoro e anche un po' di pelati per poterlo colorare un pochettino, dargli un po' di colore. Poi mettiamo lo zafferano, però lo mettiamo un po' alla fine in modo che si senta, perché con la cottura evapora lo zafferano, quindi lo mettiamo un po' a ultimo. Le foglie di alloro, perché l'alloro alla carne dà un gusto particolare, che si sente anche l'odore, si sente dell'alloro. E niente, e poi lasciamo cuocere mescolando abbondantemente, perché poi cuocendo in grandi quantità bisogna controllarla bene la carne, perché si potrebbe attaccare. Casa Pilloni è un antico edificio nel centro storico di Sardara che, attraverso una straordinaria opera di restauro, è diventato un luogo di cultura. Per questa occasione ospita le opere di Raffaele Muscas, pittore, scultore e muralista di San Sperate, nel cui percorso artistico, tra colori, forme e materiali, trapela l'intenzione di sviluppare l'originale figurativo in declinazioni al limite del surreale. La festa di Subinu Nou è anche l'occasione per conoscere da vicino le antiche tecniche costruttive delle case campidanesi. Ecco ad esempio la dimostrazione della lavorazione delle tegole di fango ad opera dell'artigiano Serafino Cabras. Nella struttura del mercato, alla presenza del sindaco e del presidente della Proloco, viene inaugurata la terza tappa del Museo Diffuso, a cura della brand La Volpe e il Riccio. Un'interessante esposizione di opere in ceramica, soprattutto animali, che poi troviamo anche in vari luoghi nel centro storico di Sardara. Sindaco, cosa rappresenta per Sardara e per il suo sviluppo anche turistico ed economico una manifestazione arrivata alla sua 11ª edizione come questa? Sì, questa per noi è una delle manifestazioni più importanti insieme a quella della Sagra di Santa Maria Acquas, dove riusciamo a rappresentare un po' la nostra economia locale, le nostre eccellenze, in questo caso il vino.
una delle nostre eccellenze, ma riusciamo soprattutto a mettere insieme la nostra gente, a creare un momento, una giornata di incontro, di discussione su un argomento importante che è un po' anche la nostra storia, la nostra tradizione. Il vino è un po' la tradizione, ma anche la cultura del nostro popolo. Il vino era l'oggetto dello stare insieme, col quale si stava in convivialità quando ancora non c'erano i bar o non c'erano i ristoranti, si stava nei magazzini. Si stava con gli amici a raccontare delle storie, a parlare delle vicende del paese, a parlare delle piccole cose del paese, ma se non c'era un bicchiere di vino, se non c'era un po' di allegria, tutto questo non sarebbe stato possibile. Al centro del paese, in una pregevole costruzione del primo decennio del secolo scorso, è ospitato il Museo archeologico Villa Abbas, un affascinante percorso nel passato che abbraccia l'intero territorio del Medio Campidano. Il percorso, che si snoda nel centro storico di Sardara, è un susseguirsi di sorprese e di emozioni. Molte riconducono al passato attraverso l'esposizione degli antichi cortili e degli oggetti di uso comune, riconducibili all'arte contadina. Durante la visita c'è il tempo per sorseggiare il vino nuovo di Sardara, il vero protagonista di questo appuntamento. Negli stand, allestiti nelle piazze e nelle strade del centro di Sardara, i produttori locali esibiscono i migliori prodotti del territorio e in alcuni casi si ha la possibilità di degustare piatti tipici a base di legumi, quindi ceci e minestre di fave, oppure polpettine di zucchine fritte. Una grande partecipazione da parte del pubblico in questa 11ª edizione di questa manifestazione, però una partecipazione significativa anche dei locali che hanno in qualche modo collaborato mettendo a disposizione anche le antiche abitazioni, varie esposizioni. Sì, è vero, diciamo che questa manifestazione si regge soprattutto sulla collaborazione delle associazioni che mettono appunto a disposizione le proprie risorse umane e anche economiche, ma soprattutto grazie anche alla partecipazione dei residenti del centro storico che aprono le loro case per la giornata. Aprono le loro case, quindi accolgono il visitatore e gli raccontano un po' la storia della nostra comunità, la vita che si conduceva tempo fa in questa comunità.
Sì, un grazie particolare a loro, sì. Quindi questo significa anche un'attenzione particolare da parte dei locali a quelle che sono le proprie radici, la propria identità, quindi la riscoperta di tutto ciò. Assolutamente sì, siamo consapevoli, tutta la comunità è consapevole del patrimonio immateriale che Sardara possiede, quindi le tradizioni, i costumi, gli usi, la storia che Sardara ha avuto e che si tramanda di generazione in generazione. Sia da un punto di vista di, come ho detto prima, tradizioni, ma soprattutto anche di tradizioni enogastronomiche. Enogastronomia con delle pietanze che sono esclusive per Sardara. Sì, sono dei piatti tipici sardaresi. Abbiamo visto iscattallufasa, sagassova de susposusu e anche maloreddusu con pezze gavoinscu. Ecco, quest'ultima in cosa consiste? Quest'ultima era una pietanza che veniva cucinata in particolare a settembre con la chiusura dell'annata agraria e la stipula dei nuovi contratti tra padrone e servitori. In quel momento ci si metteva insieme, ci si sedeva insieme, si cucinava questo piatto e si stipulavano i nuovi contratti agrari. La visita al centro storico è allietata dall'esibizione del coro polifonico Sant'Isidoro, Teulada e Sant'Anarresi, che si tiene nelle suggestive location del Pozzo Sacro e della chiesa di Sant'Anastasia. Uno ballo bilicano, meso antico e meso nuovo, bellutundo baretovu, dura finza zammanzano, dura finza zammanzano. Per i più grandi e per i più piccoli anche tanto spazio allo spettacolo e al divertimento, con l'esibizione degli artisti di strada. Una bestia, è una bestia. Esagera, è una bestia, esagera. Esagera. Sì!